Diciamo che dei 5 minuti che noi abbiamo avuto la superiorità numerica, realmente ne sono stati giocati 2 e mezzo, perché poi c'è stata interruzione, proteste e via dicendo, quindi alla fine sono giocati 2 minuti e mezzo. I 2 minuti e mezzo, tre che si sono giocati, abbiamo avuto una chiara occasione che purtroppo l'arbitro non ha visto, però vabbè, ci può stare, con Magri che si stava volando verso la porta, oltretutto sul mancino, poteva comunque essere una buonissima occasione. Abbiamo preso un palo interno con la palla che è uscita in una maniera assurda, con una gran parata oltretutto da parte del loro portiere che, ripeto, secondo me è uno dei più forti che c'è qua a Roma. E, sulla ribattuta pensavamo di averla messo dentro, invece si è molato Forcina che si è anche infortunato. Credo che la partita è stata una partita equilibrata, molto bella, da due squadre molto forti. Il Cotton non lo scopriamo noi, ma insomma è una squadra fortissima e ha una difesa molto rocciosa. Noi questa sera abbiamo provato a fare una partita diversa con la palla lunga su Ugolini per le molte assenze che avevamo, perché comunque questa sera noi avevamo veramente tante assenze, da Carnevali, Scibilia, lo stesso Seferi, il nostro capitano, che sono tanti anni che manca, quindi con la palla a terra abbiamo preferito non giocare. Il secondo tempo abbiamo cominciato a mettere un po' palla a terra e siamo stati pericolosi più una volta. Abbiamo preso gol sull'unica distrazione onestamente che abbiamo avuto, perché su una palla nostra abbiamo preso una ripartenza e si poteva fare di più su quel gol. Però 1-1, diciamo sui due scontri diretti abbiamo vinto noi 1-0, loro 1-1, adesso perché quest'anno è cambiata questa regola che ci porta a fare uno scontro tipo anni 60, altrimenti insomma forse a pari punti avremmo meritato noi di passare. Però non fa niente, insomma, siamo contenti. Devo ringraziare tutta la squadra, i presidenti che sono sempre attenti e puntuali nelle cose. Io ho visto una partita arbitrata bene, cioè nel senso non ho visto grossi errori. Cioè, il secondo fallo di Conti secondo me è da giallo. Vogliamo discuterne sul primo? Forse sì, forse no, ma abbiamo pure noi due ammoniti, ci ammoniti tutti e due i centrali che onestamente potevano anche non essere ammoniti. Ma quelle sono valutazioni, non ci sono errori clamorosi da una parte o dall'altra. Secondo me poteva, cioè tutte le partite c'è una squadra che si lamenta dell'arbitro. Io onestamente questa sera non ritengo insomma, di dovermi lamentare e poi credo che il Cotton non abbia bisogno di questo, perché il Cotton se vuole può vincere le partite anche in 7, perché è una squadra talmente forte, l'ha dimostrato contro la Lazio, in 7 sono arrivati fino alla fine con addirittura un'occasione per pareggiare la partita. Io faccio veramente ancora tanti complimenti al Cotton perché sono una squadra seria, una squadra di carattere, ha dei giocatori fenomenali e spero di poterli rincontrare magari su un terzo incontro e vedere che cosa può succedere. E in tutti i casi ringrazio la mia squadra anche per stasera per la prestazione. Se vai ad analizzare il campionato, noi abbiamo perso 2 partite, loro ne hanno perse 2 e la prima partita che pareggiamo entrambi l'abbiamo pareggiata proprio noi due, noi e il Cotton abbiamo pareggiato, è il primo pareggio della stagione. Noi abbiamo avuto un infortunio incredibile contro il Bacci, alla terza o seconda giornata, non mi ricordo il girone d'andata, forse la seconda. In casa vincevamo 2-0, in 10 minuti abbiamo cambiato un risultato pazzesco, abbiamo perso 3-2. Una partita che potevamo vincere tranquillamente, a questo punto stavamo parlando di altro, cioè nel senso abbiamo inanellato una serie di vittorie andando a vincere a casa del Cotton, a casa del Peperino, a casa della Golbet, cioè partite molto, a casa del Bacci, molto importanti. E sì, diciamo noi l'asticella l'abbiamo alzata perché se andiamo a vedere 40 punti sono tantissimi. Credo che il torneo, ho sentito dire che il torneo si è abbassato di livello. No, credo che quest'anno ci sia una squadra che ha messo un punto sul fatto che il Cotton poteva sempre vincere e può farlo anche quest'anno, però magari con qualche difficoltà in più perché ci siamo noi che stiamo lì e speriamo di poter arrivare in finale con loro per poter dimostrare che non sono dei casi il fatto che su 2 partite una l'abbiamo vinta e una l'abbiamo pareggiata.
che possiamo magari portare in porto questo campionato proprio perché la Roma lo merita, e senza togliere niente agli altri. Secondo me ci sono squadre molto forti, però Cotton e Roma quest'anno hanno alzato l'asticella veramente a un livello altissimo e hanno inanellato una serie di vittorie, quindi fare tantissimi punti. Certo, manca la Pisana dell'anno scorso, manca Checco dello Scavicollo da qualche tempo, però credo che le squadre che ci sono rispettino. La Lazio è fortissima, perché secondo me, io sto aspettando che il Cotton vada a giocare a casa della Lazio per capire che cosa e che ambiente troveranno là, cioè nel senso, a noi ci hanno veramente ammazzato, cioè nel senso, entrare in quel posto e avere così la sensazione che ci stavano veramente accerchiando, e in campo ci hanno accerchiato ed è finita 3-0. Ragazzi, a noi 3-0 non ci ha battuto nessuno, ci hanno battuto solo loro, quindi io mi auguro che la Lazio possa fare la stessa partita che ha fatto con noi contro loro, per far capire che il Cotton, che la Lazio non è una squadra di seconda categoria, ma addirittura di prima categoria.